Buonasera a tutti, visiti voi, nuova radio oie, di esese del mese di marzo 2026. Bene, siamo tornati a questa edizione del visitivo di oie, torniamo a dare un'occhiata come sempre, come si presenta Saida si presenta di voi, calcolata meta, e penso che a restare produttura di e poi viene a che non pacchetto di abba mudinanne, come un po' castellato, però e risaiatanato chi mulinaiata belle che potuto dire come la mura bidere comunque essa sul Saravallo, ecco qua no, che è un'altra vista de Saida pusa corsa insomma, ecco non narrata lo Saravallo chi pro e te viene a Sastrese e poi se la tua viene a Sassette poi verso Asoto tornata un po' a pispisare 11 gradi temperatura massima, 8 gradi temperatura minima. Crasa, Zapatu, a battuto già di praticamente. Viene a superata procento in qualche momento e quindi non pacchetto dopo troppo. 12 gradi su massimo, 8 gradi su minimo, insomma. Abano non ne manca, attacca poi battaglia domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, che non pure nono, però torna a sa domenica inveniente. Bene, andamos a San Nova, a de hoy, comenzamos stasera questo appuntamento in Nugoro, che è la presentazione del suo libro di Daniele Cossello, scritto da Sebastiano Piloso, interventi Stefano Lavra, Bacchisio Bandino, Marco Luzzo, Sebastiano Piloso, coordina Marcello Mele, sarà presente Daniele Cossello. Intrattenimento musicale a cura del tenore Emanuele Locco de Vizi. Che Napoli, 6 di marzo 2026, a Saschimbe Mesa, di Ortedie, Auditorium Mulellio, via Melio, 56 Nugoro. Questo è appuntamento, l'abbiamo dato in diretta. Poi abbiamo l'appuntamento a largo, però è può iscrivere sul campionato torneo di calcio giovanile polisportiva Bittese, qui sesta edizione, memoria Gian Pietro Ruglio, sport, musica e tanto divertimento, 31 maggio 2026 categorie Pulcini primi calci, 2 giugno 2026 categorie esordienti, piccoli amici, per info telefonare al suo primo campionato con su Pulcini e primi calci 3 battle 2 57 21 706 esordienti piccoli amici 3 battle 7 0 battle 82 280 Quirico. Bene, visemos andiamo a innanzi. Abbiamo it capitato al Giro di Spanto in quad con Sardinia Expert Quad Tour e Manni con Licos in agriturismo di Ertila, adesso che no, verso 23 di aprile. Assentate, telefonando a suo numero 366 379 3 schimbe 2 battere. Bene, andiamo da innanzi. Abbiamo questo appuntamento po' sul 7, Ammento de Sumonte, un film in sardo di Domenico Ruiu, sabato 7 di marzo 2026 a Sasotto de Zero, Cinema Ariston Bitti. Poi c'è l'appuntamento po' sul 7, però questo è Schizza, Salvatore Mesa, e su Macolula, Museo Macolula presentata Zopera Nova di Giuseppina Donello, Bambole di Betulla. A ragionare chi sa autrice, sa autora, la dottoressa Franca Carboni, il professore Domenico Fumagalli e Leghet e poi la professoressa Mariolina Mannia. E arriviamo alla prima pagina dell'Unione. Allora, no, che chiaramente siamo pieni di guerra, ma ne leghiamo una parte questa guerra Meloni, noi non siamo in guerra e non ci entreremo.
ministro Grosseto, l'azione USA fuori dal diritto internazionale, l'odissea dei crocieristi sardi. Spari contro l'auto della direttrice del coro, Cristino Orgosolo. Un dirigente picchia l'arbitro radiato dalla FIGC in Cagliari. Rissa tra minori a colpi di macete, uno studente in codice rosso. Esplode la stufa, morti marito e moglie. Qui si estingue l'Arda. Sono stati trovati dal figlio quando non c'era più niente da fare. Andiamo da innanzi e vediamo questa prima pagina dessa nuova, guerra, sardi intrappolati, 10.000 euro per un volo. Si moltiplicano i casi di chi non riesce a rientrare nell'isola. Visite specialistiche, stanziati 10 milioni in buoni sanitari. Corte dei conti ai magistrati, critiche alla riforma. Ghilarza, morti per esalazioni di una stufa, coppia uccisa dal gas e dalle fiamme. Trump non accetta il figlio di Khamenei. Il fronte, droni iraniani colpiscono l'Azerbaijan. Poi io e le mie allieve amareggiate per la violenza. Colpi di pistola contro l'auto della fondatrice del coro femminile. Entramos in merito dell'articolo, cominciando dalla provincia di Nuoro, questa è Nuova Sardegna, scuola, dimensionamento, la provincia spera ancora. Bidoni, la battaglia non è finita, parliamo con il Ministero. La provincia non ha perso le speranze di salvare qualcuna delle 5 autonomie del nuovo piano di ridimensionamento scolastico che partirà a settembre. Siamo in attesa di una risposta del direttore regionale Feliziani, al quale abbiamo spiegato le conseguenze di queste soppressioni. Ha dichiarato nell'ultima seduta del Consiglio provinciale l'esponente di maggioranza Lisetta Bidoni. Riaprendo il capitolo del nuovo piano e di quei 9 tagli ed ad altrettanti presidi autonomi che hanno colpito la Sardegna. Allora, che poi il caos, il caso del liceo Pira, Portas, linguistico ad Orgali e Siniscola, l'indirizzo in entrambe le sedi. L'assessore regionale alla pubblica istruzione, Ilaria Portas, ha accolto con plauso e favore il nuovo approfondimento sul tema dell'istituzione dell'indirizzo linguistico al liceo Pira, portato avanti dalle istituzioni del territorio e dal Consiglio provinciale di Nuoro. Colgo l'occasione, ha dichiarato l'assessora Portas, per ringraziare tutti per aver riacceso un importante dibattito sul tema della scuola, che è bene sia sempre al centro dell'attenzione e non solo quando si parla di dimensionamento scolastico. Accolgo certamente con favore l'idea dell'indirizzo linguistico e voglio fugare ogni dubbio circa la contrarietà da parte dell'assessorato. Mi preme evidenziare però come nella fase di predisposizione del piano precedente ci fossero troppe variabili ancora non risolte, che non permettevano la giusta valutazione e non ultima quella della eventualità poi verificatasi degli accorpamenti che hanno riguardato proprio la provincia di Nuoro. Oggi, con il nuovo consolidato assetto del quale nostro malgrado abbiamo dovuto prendere atto, possiamo ripartire con i ragionamenti. Va bene. Andiamo da innanzi e abbiamo che colpi di pistola all'auto, un gesto inspiegabile, inspiegabile. Maria Bonariamon stava tenendo una lezione a Orgosolo, sono amareggiata e turbata, così come lo sono le mie allieve. Orgosolo è amareggiata, ferita e delusa, ma lucida per vedere il bene dove c'è, e a Orgosolo ce n'è tanto, ma anche per focalizzare con misura il disagio avuto. Ieri nella sua casa di Nuoro, Maria Bonaria Monne, fondatrice e direttrice del coro femminile Priamo Gallisai di Nuoro, reduce
da una notata e da una giornata a dir poco pesanti, ha cercato di trovare tra le mura domestiche una parvenza di normalità. Ma ovviamente il fastidio per la sua auto colpita da diversi proiettili di pistola, quando lei e le sue coriste erano a lezione, ha lasciato il segno. La sua auto era parcheggiata in Corso Repubblica, a Orgosolo, poco dopo le 22 di mercoledì, l'amara sorpresa per l'insegnante di musica, quando dopo la lezione si è trovata davanti alla vettura danneggiata. Stupore, misto a sgomento per una azione inspiegabile. Inspiegabile. Poi la denuncia ai carabinieri della stazione del paese che hanno fatto partire le indagini. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Spari sull'auto della musicista nel Merino Maria Bonaria Monne, direttrice del coro Galisai di Nuoro, Cudreti Sunione e Sanova Sardegna, questo articolo è su Unione Sarda. Fine mese un incubo per una famiglia su tre, come momentane sa politica generale che su Unione Sarda, generale di Sarda, nell'isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d'Italia, che hanno mai in questa cosa siamo sempre esprimono. Famiglie che non riescono più a mettere da parte nulla, genitori costretti a rinunciare a cure o attività per i figli, lavoratori che pur avendo un impiego restano intrappolati nella precarietà. La povertà non è una colpa, ma una condizione da cui dover uscire. È da qui che bisogna partire per leggere ciò che sta accadendo oggi in Sardegna. E il quadro emerso ieri a Cagliari nell'incontro L'Italia della povertà, focus sulla Sardegna, promosso dalle ACLI regionali insieme alla IARES, Istituto ACLI per la riserva e lo sviluppo, e all'Alleanza contro la povertà in Italia, che ha riunito istituzioni, sindacati e operatori sociali per fare il punto su numeri e prospettive. Unione Sarda, turismo, la stretta sugli affitti brevi. Insomma, questo degli affitti brevi è stata sì alla cedolare secca con 2 immobili sul mercato. Dal terzo serve la partita IVA, esclusi dall'attività 3 milioni di dipendenti pubblici e diversi professionisti. Esclusi dall'attività 3 milioni di dipendenti pubblici e diversi professionisti. Beh, insomma, l'obiettivo è quello di mettere ordine nella giungla dei cosiddetti affitti brevi. Così la legge di bilancio 2026 ha introdotto una serie di novità anche di natura fiscale, tracciando un confine tra gestione privatistica e attività professionale. Fino a 2 immobili è ancora possibile optare per la cedolare secca, con un'aliquota del 21% sul primo immobile scelto dal contribuente e del 26% sul secondo, mentre da 3 immobili in su scatta la presunzione assoluta di esercizio di attività di impresa. In questo caso il locatore ha l'obbligo di aprire la partita IVA, presentare la SCIA, segnalazione certificata di indirizzo ed inizio attività, e gestire il reddito secondo i criteri del reddito d'impresa, IRPEF o regime forfettario, se applicabile, perdendo l'accesso alla cedolare secca. Bene atto. Einstein Telescope, confronto a Berlino. Todde invitata dal presidente della Sassonia. La presidente della regione Alessandra Todde, su invito del ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer, ha partecipato a Berlino alla presentazione ufficiale della candidatura della Sassonia a ospitare l'Einstein Telescope insieme alla Sardegna, così come sancito nella dichiarazione di intenti sottoscritta il 12 gennaio scorso a Roma, alla presenza della ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Però, come che bisogna passare, ne abbiamo dimenticato di dare toccamento che in un anno sul convegno
Science Telescope. Evidentemente mi sono dimenticato dello mandare in onda, no, ma però bisogna deve essere stato evidentemente che l'ha brincato, ma Vittor Ramos Orta, come poi, eccolo qua, Stinocche, ecco, sabato 14 marzo 2026, ore 17, auditorium comunale via Garibaldi e che scuole elementari, incontro con la popolazione del comune di Onanì. L'area intorno alla miniera di Sosenato, che si estende tra i comuni di Lula, Onanì, Bitti e Urune, è candidata ad ospitare l'Einstein Telescope, futuro esperimento dedicato alla ricerca di onde gravitazionali. È un progetto di portata mondiale in grado di offrire al territorio e all'intera Sardegna una straordinaria opportunità di sviluppo. L'incontro ha l'obiettivo di favorire il dialogo diretto tra gli esperti e la cittadinanza per aumentare la consapevolezza su che cosa sarà ET e sull'impatto che questa infrastruttura potrà avere sul territorio. Saluti di apertura, Clara Michelangeli, sindaca di Onanì, intervengono l'affare Marras, Regione Sardegna, Andrea Contu Infin, Maurizio Boi, Consorzio Leonardo, modera il convegno Carlotta Lucato Unitel Sarda. Questo è l'ubatore che ha sa schimbe de ortaidie. Tornamos in un beimos, vediamo un po', spari sull'auto. Il Musinocca, no? Ecco sì, Musinocca. No, che bel delega il Gallo, rottamazione quater, ultimi giorni per pagare la rata della rottamazione quater in scadenza il 28 febbraio scorso. Saranno ritenuti tempestivi versamenti effettuati entro il 19. Rottamazione quater, in un anno appunto i versamenti effettuati entro il 9 marzo in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini coincidono con giorni festivi sono considerati validi. Cormorani, censimento, questo è estremamente importante per il pescatore. La giunta regionale ha approvato la deliberazione che aggiorna le modalità di realizzazione dei censimenti delle popolazioni di cormorano. Il provvedimento rappresenta una prima risposta alle esigenze del comparto della pesca e dell'acquacoltura lagunare, che negli ultimi anni ha segnalato con crescente preoccupazione l'impianto della specie sugli stock ittici degli stagni sardi. RT POS per i commercianti, collegamento web. Attivo il nuovo servizio online che consente ai commercianti di collegare registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico. La procedura, disponibile nell'area riservata del portale fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, dà attuazione all'obbligo di abbinamento per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2026. Il collegamento non richiede un'integrazione fisica tra dispositivi, ma consiste in un abbattimento virtuale da effettuare tramite un servizio web. Quindi è un servizio custode per chi è insomma gli servizi insomma molto importante. Allora, Unione Sarda, energia, attivisti contro il piano di accelerazione. Il giorno dopo l'ok, subito un progetto, rischio polveri sottili dall'eolico. E dai, polveri sottili. Non si placano le polemiche sull'invasione eolica e fotovoltaica dell'isola. Gli ultimi eventi, seguiti all'atteso vertice in Consiglio regionale tra gli attivisti
e la quarta e la quinta commissione hanno ripristinato distanze che sembravano invece addolcirsi verso una fase di collaborazione. Se ci sarà dipenderà dagli eventi. La situazione, le prime fibrillazioni durante le audizioni, quando gli attivisti hanno accusato la politica sarda di aver perso tempo sulla Protobello 24, poi le polemiche sorte per l'approvazione in giunta, mentre era in corso l'incontro tra i comitati e le commissioni riunite in seduta congiunta delle cosiddette procedure di accelerazione, si è mandato avanti il progetto. E ieri, in un documento ufficiale, l'assessorato agli enti locali ha subito dato notizia di un'istanza di concessione sul suolo pubblico per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili in territorio di Scalaplano, in un'area dismessa ma mai bonificata. Gianni Corso, ingegnere impegnato da tempo a fianco dei comitati, solleva il sospetto. Questa tempestività è a dir poco strana. Vediamo questa cosa dei polveri, delle polveri, la strada. Vabbè, non la sapo. Variazioni in giunta entro marzo. Meloni PD replica la minoranza, nessun ritardo. I tempi delle variazioni di bilancio da 750 milioni non saranno condizionati dalle frizioni in maggioranza tra governatrice e Alessandra Todde, e il PD l'ha assicurato ieri tramite l'assessore al bilancio e vicepresidente della regione Giuseppe Meloni. Replicando, va bene. Andiamo a Sport, Murelli, Cagliari, qui sto bene. Dopo 23 anni con Pioli, la scelta rossoblù aveva accettato subito con Fabio grande empatia. Il vice di Pisacane, i ragazzi sono sorprendenti, col Como ce la giochiamo. Il Como è insomma in buona posizione in classifica, a 48 punti, il Cagliari sta a 30 punti, quindi pensate un pacco, è una partita meta, ma meta difficile. Non poco. Sulla stagionale per occasione non si offende. Allora, andiamo da innantisi. Bombola della stufa montata male, coppia uccisa dal gas e dalle fiamme. Siamo in Nuova Sardegna, siamo a Giardane del Ghilarza, sotto shock per la morte di Luciano e Antonia Pinna, 80 e 73 anni. Questo lo so le ma non scantesti importante che la bombola ben montata bene, come si deve, ecco poi per esempio che andiamo sul piano di sicurezza, poi dopo colo a controllare in tutti gli stand, le bombola sono collegate al bene e il metto importante è un attimo a collegare male una bombola. Nuova Sardegna, l'isola si scopre sempre più povera, 120.000 famiglie sono indigenti. Presentato il rapporto sull'isola delle ACLI e IARES e dell'Agenzia contro la povertà. Carta narrata tanti giovani e anziani in difficoltà, il sistema dei sostegni da rivedere. Visite specialistiche con buoni sanitari, ecco questa è una cosa molto importante, ascoltatela. 10 milioni per chi ha problemi economici. Il servizio della regione verrà attivato dal 16 marzo, senza costi per i pazienti. Al via dal 16 marzo i buoni servizi sanitari. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai residenti con prescrizione medica con priorità urgente. O breve. B. Appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 10.000 euro o titolari di esenzione per reddito. Dal 16 marzo sarà possibile consultare il catalogo aggiornato delle prestazioni e delle strutture sanitarie che hanno aderito a questa consultazione si può fare sul sito www.buoni.it
sanitariesardegna.it, una piattaforma che consente una ricerca semplice e immediata dei servizi disponibili sul territorio, permettendo ai cittadini in possesso dei requisiti di rivolgersi direttamente alle strutture accreditate per prenotare le prestazioni senza alcun costo, cioè praticamente pagata la regione che incusta il buono sanitario. Una bella iniziativa della Belu, complimenti. Noi che siamo Unione Sarda non siamo in guerra, siamo in questa politica internazionale e non vogliamo esserci. Meloni cauta sul sostegno logistico ai raid americani. Grossetto ammette azione fuori dal diritto internazionale. In Italia 7 basi USA con 13.000 militari, ma serve il via libera del governo per l'utilizzo per scopi bellici di una delle postazioni. Intanto Ucraina, Zelensky, vi mando io i droni, Trump accetto ogni aiuto, ma prima la Casa Bianca aveva ammonito Kiev, firmi l'accordo, Putin è pronto, Putin è pronto a spiccare tutto. La nuova guerra inverte le parti, almeno quanto al flusso delle forniture di armi. Kiev si prepara ad armare Washington. Abbiamo ricevuto una richiesta dagli Stati Uniti di supporto specifico nella protezione contro gli Shahid, i droni iraniani, nella regione del Medio Oriente. Ho ordinato di fornire i mezzi necessari e di assicurare la presenza di specialisti ucraini che possano garantire la sicurezza necessaria, ha scritto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. L'Ucraina aiuta i partner che contribuiscono alla nostra sicurezza e alla protezione delle vite dei nostri cittadini. Gloria all'Ucraina. Poco dopo, ecco la replica di Donald Trump. Accetto qualsiasi tipo di assistenza da qualsiasi paese, ha detto in un'intervista al Reuters, poi postata sul suo sito. Una schiarita nel rapporto Washington-Kiev, se si considera che dopo che poche ore prima Trump aveva detto in un'intervista al Politico, sul giornale Politico, Zelensky deve darsi da fare e deve raggiungere un accordo. Penso che Putin sia pronto e aggiunge per raggiungere un accordo, uno pagliazzo, per poi sottolineare che il leader ucraino non sta mostrando sufficiente volontà di negoziare, non ha le carte in regola, ora ne ha ancora di meno. Regalo dessa guerra, l'Iran ricambia la furia, colpita una petroliera USA. I Pasdaran non si piegano e rivendicano l'attacco. Nuovo lancio di missili sugli Emirati in Azerbaijan. Il regime iraniano sembra tutt'altro che annientato. I missili e i droni lanciati da Teheran stanno infatti imperversando per cielo e per mare, e a farne le spese ieri è stata una petroliera americana in navigazione sul famigerato stretto di Hormuz. Prese di mira. Non solo, un altro paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avviato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran. L'Azerbaijan ha denunciato un attacco con droni di Teheran, annunciando ritorsioni, segni di ulteriore escalation, mentre sulla capitale iraniana insistono i bombardamenti della coalizione e i Pasdaran si rispondono prendendo di mira tutti i paesi del Golfo, con il regime che si dice pronto a fronteggiare un'eventuale invasione di terra da soldati USA. Ora l'Europa teme le cellule dormienti. L'appello di Bruxelles per una rapida de-escalation. La strategia in Europa sta prendendo corpo ed è una parare il colpo, non perdere la speranza sulla diplomazia e militarmente parlando agire solo e unicamente nel solco difensivo per sé e per gli alleati, ad esempio
nel Golfo. Nel caso di Cipro, paese membro dell'UE, senza remore, tant'è vero che Parigi, Roma e Atene si stanno muovendo per blindare l'isola. Sotto traccia, d'altra parte, c'è già il timore per una ricaduta potenzialmente pesante sul profilo della sicurezza. I 27 ministri dell'interno a Bruxelles hanno esaminato la situazione e mentre sul fronte delle ondate migratorie per ora tutto fila liscio, la preoccupazione maggiore si concentra sul terrorismo con la possibile attivazione di cellule dormienti iraniane. Vabbè. Andiamo da innanzi, sempre Unione Sarda, benzina, la folle corsa, punite gli speculatori, aumenti di ora in ora sui prezzi dei carburanti, la denuncia delle associazioni dei consumatori no, che ne sono approfittanne. E allora in Sardegna 1726, Lazio 726, Umbria 720 Chimbe, Valle d'Aosta 770, 1770, 1770 siamo tutti sicuri insomma. Allora il salasso è in corso e più passano le ore più i portafogli degli automobilisti sardi vengono svuotati. Ieri per tutta la giornata i cartelli esposti da ogni distributore di carburante dell'isola sono stati ritoccati più volte. Alle prime ore della mattina i prezzi erano ancora abbordabili, con la benzina a poco più di 1,7 e al litro il diesel appena sopra 1,8. Poi la folle corsa che ha spinto fino a sera, il gasolio ben oltre la quota psicologica dei 2 euro al litro e la super in media a 1,95. Un'impennata improvvisa che ha acceso i riflettori delle associazioni dei consumatori, furibonde per l'ennesima corsa dei listini che puzza di speculazione bella e buona. Stretto di Hormuz, 1000 navi bloccate valgono 25 miliardi. Cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Il settore marittimo internazionale lo ha classificato come zona di operazioni belliche, con circa 1000 navi bloccate nell'area a causa dell'escalation militare in Medio Oriente. Male, che in questo abbiamo terminato le novità di oggi e noi diamo l'appuntamento torna a casa a sabato sera e noi diamo l'appuntamento pure a quest'orta di die questa diretta sul convegno in un viene presentato sul libro della biografia di Daniele Cossini. Tancamos, aspettiamo il saluto. Ecco qua, a mezzo il vedere e di buona a tutti dai Vizi TV.